Torino-Grosseto 1-0, giocata ieri. Atalanta-Triestina 4-0, Cittadella Varese 2-2, Empoli-Padova 2-2, Livorno, Modena-Livorno 1-0. Novara-Ascoli 1-0, Pescara-Crotone 1-0, Portogruaro-Regina 1-1, Sassuolo-Abino-Leffe 1-0, Vicenza-Piacenza 3-1, Frosinone-Siena è il posticipo di lunedì sera. Veniamo alla classifica. Atalanta a comando con 67 punti, il Siena segue con 63, Novara 58, Varese 55, Regina 49, Vicenza 48, Torino 47. Poi Livorno, Pescara e Modena 45, Empoli e Grosseto 44, Padova 42, Piacenza 41, Sassuolo 40, Albino Leffe 39, Crotone, Cittadella e Portogruaro 37, Ascoli 36, Frosinone 33, Triestina 30. E veniamo a questa partita, una grande prestazione del Vicenza che è là in zona playoff. Vicenza-Piacenza ce la racconta Barnaba Ungaro. Sentiamo. Allo Stadio Menti un confronto tra due squadre reduci da due sconfitte consecutive. Mister Maran schiera il Vicenza con il solito modulo 3-5-2, 4-4-2 invece per il Piacenza di Mister Madonna, che in attacco schiera Guerra al posto dello squalificato Cacia, dirige Ostinelli di Como. Vicenza pericoloso dopo appena 10 minuti di gioco, calcio di punizione dal limite di paro e la palla colpisce il montante. Il Piacenza si fa vivo solo al 25esimo con un tiro di Zenoni parato da Russo, poi il finale dei biancorossi vicentini. Al 38esimo lancia Tulli in solitudine, ma l'attaccante si fa deviare alla conclusione in corner dal portiere Cassano. 0-0 alla fine del primo tempo. Decisamente più vivace la ripresa con il Vicenza che va in gol al primo minuto, incursione sulla destra di Tulli, cross in area, stacco di testa di Abruscato, è il suo 14esimo gol in campionato. I padroni di casa continuano a spingere, al settimo è ancora Abruscato, questa volta a colpire la traversa. Al 25esimo il pareggio del Piacenza su tiro di Catinari da fuori e di Zammutto, la deviazione decisiva, determinante il tocco di testa del difensore piacentino. Il Vicenza insiste, nel finale passa in vantaggio, al 38esimo tacco di Abruscato a smarcare Tulli che si libera di Cassano e infila in rete. Prezioso l'assist di Abruscato per il primo gol di Tulli in campionato. In recupero il terzo gol del Vicenza e bravo Misuraka, da poco entrato in campo, a superare Cassano con un pallonetto. Davvero preciso il piatto dell'attaccante della nazionale Under 21 azzurra per il 3-1 finale. Il Vicenza quindi si sblocca con pieno merito, trascinato da Abruscato, senza dubbio il migliore in campo. Piacenza piuttosto flebile in attacco, dove si è fatta sentire l'assenza di Cacia. Ribadisco quindi il finale, Vicenza batte Piacenza 3-1 e la linea torna allo studio. Grazie Ungaro. Un Vicenza che si è ripreso in maniera velocissima dalla sconfitta di domenica scorsa a Varese, ha un andamento normale per una squadra che comunque mira alle posizioni di testa della classifica. Sì, no, ma poi buone prestazioni. Vince, prende qualche sconfitta, certamente, però ha un trend, si dice così, credo, Mario, più positivo che negativo. Che non fosse neanche, almeno credo, che non fosse neanche partito per trovarsi in questa posizione di classifica. No, poi ha avuto anche un momento difficilissimo dopo la prima decisione di 45-3 campionato. fa 48. Sono tanti, 48 vuol dire che sta è una bellissima posizione. Nei playoff per il momento. Benissimo. Aldo, ti voglio chiedere una cosa. Il Vicenza, io ho detto, è un andamento chiaramente corretto e positivo. Non ha una grandissima rosa, però i giovani che entrano in campo rispondono forse come meglio dei senatori cosiddetti. Sì, no, è una squadra che comunque... Comincia ad avere una tradizione di giovani. Sì, no, vabbè... se penso a Frison che hanno mandato via a Frosinone. Quello non so, bisognerebbe capire bene quale sia stata il motivo della scelta. Però fatto sta che il Vicenza è una squadra ben strutturata, che ha coraggio di giocare in un modo anche particolare, perché oltre a Bruscato là davanti che sta facendo veramente bene, secondo me gioca a sorprendere l'avversario con altri giocatori che riescono ad arrivare in zona offensiva, in velocità. Per cui anche i giovani che subentrano, secondo me, sono, come posso dire, destinati a ben figurare, perché il contesto che ha messo in piedi l'allenatore secondo me è buono e fa ben sperare per vedere cosa può succedere. Ti pareva che non andava a parlare bene di Maran?
Indiscutibilmente Vicenza. La squadra di Maran come un uragano spazza via qualsiasi traccia del Piacenza ed ora si candida per un posto da protagonista tra le grandi. Piacenza che arriva al Menti senza Cacia, che sconterà la sua ultima giornata di squalifica. Il tecnico dei biancorossi ha a disposizione l'intera rosa e può godere dell'ottimo stato di forma di Abbruscato. I 25 gradi di Vicenza incidono anche sul gioco perché si fa fatica a portare pericoli nelle rispettive aree avversarie. Il primo campanello d'allarme per il Piacenza suona al 10° quando Paro si esibisce in una bellissima esecuzione da calcio di punizione che si infrange sulla parte esterna del palo. Molti errori commessi da una parte e dall'altra, poche emozioni e troppi sbadigli. Botta mette la freccia e prova a servire a Bruscato, il cui colpo di testa arriva facile tra le braccia di Cassano. La grandissima opportunità capita a Tulli, che prima mette a sedere Rickler, poi a tu per tu con Cassano si fa ipnotizzare dal portierone milanese e butta al vento la più ghiotta delle occasioni da rete. Errore macroscopico per la disperazione dei tantissimi tifosi vicentini accorsi allo stadio. Primo tempo avario di emozione che si chiude anche con qualche mugugno sugli spalti. Il Vicenza quindi inizia la ripresa con tutt'altro spirito e i frutti si vedono immediatamente. Dopo 54 secondi i biancorossi passano con il solito Elvis Abbruscato. Tulli in profondità trova lo spazio per pennellare una grandissima traiettoria per la testa dell'attaccante emiliano che segna il suo 14° gol stagionale, capocannoniere della formazione di Maran. Subito in salita per il Piacenza, costretta faticosamente a rincorrere. E ancora il Vicenza a spingere a tutto gas, Abbruscata all'occasione del 2-0, ma è decisivo Cassano a deviare la palla sulla traversa. Avvio di ripresa frizzante e scoppiettante con i padroni di casa che conducono il gioco. Inaspettatamente il Piacenza giunge al pari dopo un'azione confusionaria. Da un cross di Guzman interviene Russo con i pugni, la palla arriva sui piedi di Catinali che colpisce dal limite dell'area, impercettibile la deviazione di Zammuto prima che la palla entrasse in rete. Pare che fa scattare le proteste dei padroni di casa. Al 38° il Vicenza torna a primeggiare grazie ad uno svarione clamoroso di Rickler. Il difensore del Piacenza si lascia soffiare la palla da un super Abbruscato che di tacco serve Giacomo Tulli, che può gioire per la prima volta in stagione. Delirio allo stato puro a Romeo Menti che può tornare ad esultare dopo qualche minuto di apnea. A chiudere i giochi ci pensa Gianvito Misuraca che proprio oggi compie 21 anni. Pallonetto da incorniciare per il palermitano, istantanea del suo talento cristallino. 3-1 che manda il Vicenza nell'Olimpo e spedisce il Piacenza all'inferno. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Madonna, mentre il Vicenza può realmente pensare in grande. Vedo meglio il Vicenza, sì, perché secondo me il Vicenza è una squadra molto distribuita meglio, con questi talenti un po' Misuraca, un po' Tulli, la certezza Bruscato, anche se Cellini non sta pagando, è una squadra con diverse alternative che stanno pagando, perché Misuraca, Tulli, insomma, si stanno mettendo in evidenza, e vedo meglio il Vicenza, perché è una squadra più distribuita, più compatta, Alfredo, più compatta, cioè il Vicenza rispetto alla Regina ha diverse occasioni per far gol, diverse situazioni per far gol, e questo secondo me alla lunga può pagare, ma la lotta playoff per il quinto e il sesto posto sarà così secondo me fino all'ultima giornata. Ah, clamorosa, io avevo detto 8 squadre in 6 punti, ho sbagliato Alfredo, si vede che avevo 3 in matematica, 8 squadre in 5 punti. Io avevo 4,5, quindi non ti potevo correggere. Dal Varese in giù, quindi insomma si assottigliano i punti, per cui è una lotta bellissima.